Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto. Dunque torna l'informazione, abbiamo già con noi collegato Francesco Greco che è presidente nazionale Verde. Buonasera Presidente, mi sente bene? Sì, ottimamente, in bene, piena forma, allora, piena linea. Grazie ancora per la partecipazione, parleremo tra poco con lei, chiaramente prima parte dedicata alle notizie, apriamo subito con un incidente stradale in provincia di Gorizia. Vigili del fuoco al lavoro questa notte per un incidente stradale in provincia di Gorizia. Il tutto è scattato intorno all'1:20, quando la prima squadra della sede centrale del capoluogo esontino è intervenuta in località Maranuz, nel comune di Villesse, per un sinistro. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno trovato una vettura uscita di strada autonomamente con a bordo l'autista, 24enne di San Giorgio di Nogaro, incastrato all'interno dell'abitacolo. Hanno quindi utilizzato le cesoie oleodinamiche per tagliare le lamiere del veicolo, riuscendo ad estrarlo dall'abitacolo. Il ferito successivamente è stato preso in carica dal personale del 118 che lo ha tradotto a Trieste, dove si trova tuttora ricoverato, per fortuna fuori pericolo di vita. I pompieri hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell'autovettura e dell'intera area del sinistro. Sul posto, per i rilievi di legge, i carabinieri della compagnia di Gradisca di Sonzo. E dalla provincia di Gorizia ci trasferiamo a Trieste per un'operazione antidroga. Gli agenti della questura di Trieste hanno arrestato un giovane di 21 anni, residente nel capoluogo giuliano, per spaccio di droga, in particolare di marijuana, e indagato altre 2 persone.
Gli agenti, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dal PM Federico Frezza, nel corso di una perquisizione hanno trovato diverse confezioni di marijuana per un totale di 250 grammi tra casa e garage. Lo spacciatore è stato posto ai domiciliari. Un altro, anche di Triestino, trovato in possesso di una trentina di grammi della stessa sostanza, è stato invece indagato per eguale reato. L'operazione si è svolta l'8 febbraio scorso, ma è stata resa nota nella giornata odierna. Il giorno successivo, il 9, è stata disposta un'altra perquisizione dell'abitazione di un altro uomo di 28 anni, di origini pugliesi. Gli agenti in questo caso hanno trovato ulteriori 24 grammi di droga nascosta in casa. L'indagine è scaturita da un episodio di violenza verificatosi nel maggio scorso tra albanesi e un brasiliano. E adesso andiamo a Udine con un servizio sempre di cronaca, un minore rapinato e quasi picchiato, poi per fortuna insomma le forze dell'ordine sono intervenute e hanno risolto il problema. Martedì sera una volante della questura di Udine è intervenuta in Borgo Stazione poco dopo le 21, dove un sedicenne residente nella provincia friulana, in attesa di un parente per tornare a casa, era stato poco prima rapinato dei soldi del monopattino elettrico da parte di 3 giovani maggiorenni poco più grandi di lui. I 3, forti del numero, hanno accerchiato la vittima con fare intimidatorio e l'hanno minacciato affinché consegnasse quello che aveva. Il minore, oltre ai 15 euro che aveva in tasca, ha dovuto dar loro anche il monopattino, valore di 500 euro. Gli agenti della volante, dopo aver preso visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a rintracciare 2 degli autori. Si tratta di un ragazzo, anch'egli sedicenne, residente in provincia, che è stato denunciato per rapina, e un ventenne. Nella giornata di ieri i poliziotti hanno trovato e fermato verso mezzogiorno in città a bordo del monopattino proprio il maggiorenne. Anche quest'ultimo è stato denunciato per rapina. Ulteriori indagini per accertamenti per identificare anche il terzo componente del gruppo. Andiamo a vedere i numeri invece del Covid in Friuli Venezia Giulia, perché su 8.830 tamponi molecolari sono stati rilevati 295 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,34%. Inoltre su 1.643 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 114 casi, pari al 6,94%. I decessi sono 16, a cui si aggiungono 17 pregresse afferenti al mese di gennaio e 7 nel periodo che va dal 1 al 7 febbraio. I ricoveri nelle terapie intensive sono 66, scendono a 457 quelli negli altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 2.659, i clinicamente guariti salgono a 1.748, i totalmente guariti 56.641, mentre diminuiscono le persone in isolamento, che nella giornata odierna risultano 9.714. Dall'inizio della pandemia in regione sono risultate positive complessivamente 71.285 persone. A questi del gruppo vanno aggiunti 852 da fuori regione. E allora adesso andiamo a parlare col nostro ospite collegato, eccolo qua, l'avvocato Francesco Greco, presidente nazionale Fare Verde. Perché? Perché abbiamo detto, e ne avevamo già parlato la scorsa settimana con lei, c'è stato domenica proprio l'importante iniziativa lungo il mare del Friuli Venezia Giulia. Ogni anno Fare Verde è impegnata non solo in un'occasione sola, ma tutto l'anno, ma in particolare durante l'inverno, per la raccolta di quello che purtroppo l'uomo lascia durante il suo passaggio. Allora, Presidente, com'è andata? Beh, l'anno scorso titolammo Un mare di plastica, quest'anno potremmo dire un mare di entusiasmo. Veramente tante persone, tanto entusiasmo nonostante la pioggia, 50 volontari e una trentina di sacchi di rifiuti ritrovati, soprattutto retine di miticoltura, cannucce in plastica, tappi di bottiglie in plastica, qualche vetro, una siringa, ahimè, e altri imballaggi vari in plastica. Tutto sommato però pulita la battigia sistiana, perché c'è stata una mareggiata e aveva riportato al largo, ahimè, i rifiuti. Ovviamente primo appuntamento di questa 30ª edizione, l'iniziativa ecologista in Italia più longeva. Saremo di nuovo in spiaggia il 21 febbraio a Marano Lagunare con il patrocinio del comune. Una domenica intensa, volevo dire, e concludere,
con la partecipazione anche dell'assessore regionale all'ambiente del Friuli Venezia Giulia, Regione Scoccimarro, regione che quest'anno ci ha patrocinato moralmente l'iniziativa, e dell'amministrazione comunale di Duino Auresina con il vice sindaco Romita e la presidente della commissione ambiente Chiara Puntar. Ma sottolineo di nuovo tantissimi cittadini, la voglia di riappropriarsi di un rapporto con madre natura, un rapporto a lungo, come dire, oltraggiato dai cittadini, Certo. da noi umani. Un po' la coscienza non di Zeno, ma la coscienza verde per salvaguardare, no, Presidente, quello che è il nostro habitat naturale, e queste iniziative servono non solo a sensibilizzare quello che accade giornalmente, ma mi permetta di dire, insomma, spingere la gente a ricordarsi che madre natura da un momento all'altro potrebbe stancarsi e farci, come si dice, una brutta sorpresa, ma perché siamo noi che gli diamo la possibilità di farlo, no? Purtroppo sì, è appunto questo, recuperare un rapporto con una madre, con madre natura. Per lunghi decenni pensavamo di essere gli unici abitanti del pianeta, come se tutto fosse al nostro servizio. Quante volte invece madre natura ci ha richiamati a fare attenzione su come comportarsi con essa, così come un figlio deve rispettare la propria madre. Ecco, noi abbiamo voluto riprendere questo rapporto, lo facciamo da 30 anni, non ci stanchiamo di farlo, ed è bello vedere che dopo 6 anni di impegno costante anche in Friuli Venezia Giulia finalmente abbiamo visto la piena partecipazione dei cittadini. Nella stessa domenica siamo stati in un ideale connubio con Reggio Calabria, con Catanzaro, con Chioggia, e quindi veramente da tutte le parti. Il 21 saremo, ribadisco, a Marano Lagunare e in altre città d'Italia, altre spiagge d'Italia. Veramente una 30ª edizione in cui abbiamo dedicato 50 giorni alla lotta alla plastica ed un recupero corretto del rapporto con madre natura. Certo. Senta, dopo tutta la raccolta, no, che viene fatta, che è stata fatta, domenica, il secondo step, come si è sviluppato poi? Beh, abbiamo analizzato un attimino i rifiuti presenti e poi collocati nei cassonetti presenti lì vicino al lido Castelreggio a Sistiana, ovviamente in piena collaborazione con l'Isontina Ambiente, che è la ditta che gestisce i rifiuti là in loco. E è fatta anche un'analisi proprio dei rifiuti trovati, una riflessione insieme a tutti i volontari presenti. Tra l'altro abbiamo recuperato anche una boa abbandonata in mezzo agli scogli. Certo. Abbiamo notato però anche che lì nel porticciolo di Sistiana c'è tantissimo rifiuto buttato proprio lì nel porticciolo, oltre ad una patina oleosa che rende sicuramente non balneabile quelle acque. Quindi una necessità di un richiamo all'attenzione da parte di cittadini, amministratori, pescatori su come rapportarsi con l'ambiente. Certo. La cosa importante, abbiamo detto, insomma, che bisogna continuare ad andare avanti, perché solo con queste iniziative si arriva al dunque. Sicuramente, non fosse altro che la presenza di tanti bambini, di tanti studenti delle scuole elementari, primaria, come si chiamano oggi, è un buon inizio, un buon viatico per il futuro, soprattutto quando un'idea diviene azione. Meno parole, più fatti concreti. Lo abbiamo fatto d'inverno per richiamare il fatto che l'inquinamento non si ha solamente d'estate, ma nel corso dell'intero anno, e ahimè qualche tempo fa, proprio guardando un servizio di un emittente nazionale su un fiume al confine tra la Bosnia e la Croazia, vedevamo un fiume completamente pieno di imballaggi plastici che andavano a finire in mare perché c'era una discarica messa a ridosso del fiume. Ecco, basta con tutti questi comportamenti errati. Iniziamo come amministrazioni a ripensare il territorio e al rapporto con esso. Fa ridere quasi sentir parlare di un ministero per la transizione economica. Il Friuli Venezia Giulia ci aveva pensato già 2 anni fa, unendo l'ambiente e l'energia e varando un progetto chiamato Nipoti,
in cui la regione Friuli Venezia Giulia iniziava a pensare al futuro e su come andare a destinare le proprie iniziative per lasciare un futuro ai nostri, non più figli, ai nostri nipoti. Ecco, finalmente forse anche Roma si sta svegliando, non c'è bisogno sicuramente di cambiare il nome di qualche ministero, basterebbe avere un ministero dell'ambiente che lavorasse seriamente e che le politiche economiche si confrontassero con esso. C'era già un dipartimento, basta poltrone, vogliamo vedere più fatti concreti anche da parte dei governi. Senta, abbiamo detto Fare Verde non è che organizza un evento all'anno, Fare Verde è presente tutto l'anno in territorio nazionale, isole comprese. Prossimamente, chiaramente anche con il DPCM in corso, prossimamente che iniziativa, diciamo così, metterete in campo per portare la gente direttamente sul territorio? Guardi, sicuramente in primavera, di nuovo in zona sistiana, perché parlando con altre associazioni ce l'hanno chiesto, faremo una iniziativa di collaborazione dove passano i nuovi barbari con la pulizia anche dei fondali, quindi non solo Battigia ma anche fondali e territori immediatamente vicini, sempre per richiamare una piena partecipazione e un'attenzione a quella che sono i fondali del territorio della Friuli Venezia Giulia, spesso abbandonato. Lì a Sistiana c'è la coltivazione di mitili che ahimè sotto ha desertificato un po' tutto, quindi una necessità di analizzare e ripensare il territorio non solo dai rifiuti ma proprio come attività economica ivi presente. E poi con l'amministrazione comunale di Duino a Urisina stiamo partecipando al tavolo verde, al tavolo per l'ambiente, con tutta una serie di iniziative di sensibilizzazione e concreta partecipazione dei cittadini che si svilupperanno nel corso dell'intero anno, a cui noi come Fare Verde abbiamo dato la piena adesione e partecipazione. Chiaro. Senta, le ripropongo la domanda dell'altra volta, no? Faccio un po' un rewind, no? Tiro dietro il nastro. Il Friuli Venezia Giulia, nella famosa tabella, no? Senza dare gli scudetti e le retrocessioni, però nella tabella nazionale come si sta comportando? Dai primi dati che abbiamo con questa 30ª edizione dei rifiuti non è messa male. Se penso a quello che abbiamo trovato a Brindisi, dove sempre Adriatico, però con il gioco delle correnti e con il passaggio dei grandi carghi al largo c'è veramente di tutto, era diventato un immondezzaio. Qui da noi per il momento, ripeto, con il gioco delle correnti non è messo male. E anche l'importante iniziativa fatta dalla Regione Friuli Venezia Giulia sul recupero della plastica in mare con i pescatori sta aiutando. Si può fare sempre di più. Ripeto, poi è sempre un gioco di correnti e di mareggiate. Basta un poco e ti ritrovi la plastica sulla battigia, basta un vento contrario tipo Bora e ti riporta tutto al largo. Possiamo migliorare, però la situazione sicuramente per il momento non è drammatica. Ma, insomma, quello che abbiamo capito è che alla fine il popolo Friul Veneto Giuliano, come va di moda adesso, si sta comportando bene, insomma, questa è la cosa importante. Una forte partecipazione, attenzione, entusiasmo e concretezza, come al solito, poche parole, molti fatti, ed è questo l'aspetto che ci consola moltissimo. Bene, io ringrazio Francesco Greco per la partecipazione, abbiamo sentito il pre e il dopo, perché giustamente dobbiamo tenere monitorato anche noi quello che accade sul territorio, ed è chiaro che attraverso la voce diretta del numero 1 dell'associazione era importante capire come è andata per quanto riguarda insomma l'iniziativa di Duino e della zona di Sistiana. Abbiamo capito insomma che bisogna essere sempre operativi perché la sensibilizzazione serve a mantenere alto il livello, perché si rischia, come lei mi insegna, che l'asticella, se si abbassa, rischiamo di fare la fine del gatto, no? Come si dice in questi casi. Quindi appuntamento il 21 anche a Marano Lagunare, per chi volesse avere informazioni basta scrivere all'email fvg.fareverde@gmail.com oppure
contattare questa gradita collaborazione con la vostra emittente, che non ci fa mai mancare la giusta informazione con i cittadini, perché poi ovviamente andremo a fare anche un resoconto di quello che troveremo a Marano. L'anno scorso rimanemmo sconcertati dall'enorme quantità di rifiuti plastici, di imballaggi plastici e di polistirolo, sempre legati all'attività di pesca. Chiaro. Chissà quest'anno. Beh, insomma, ci auguriamo che, ripeto, dai, prima o dopo, insomma, i risultati arrivano, perché bisogna essere sempre vigili. Presidente, grazie ancora, in bocca al lupo e complimenti, perché va fatto, ricordiamo che siete tutti volontari. Grazie a voi di dare voce alle nostre attività di volontari, la passione non ci manca, ci siamo qui da 30 anni, io personalmente da 32 anni impegnato sul volontariato e non mi stanco ancora mai, perché ho avuto modo di commentare, bagnato perché pioveva domenica, ma felice perché di tanto entusiasmo, di azione data ad un'idea. Ecco, noi siamo questi, come tutti i volontari, poche parole, molti fatti. Bene, termina qui Linea Sera. Chiaramente, se ci saranno delle finestre informative, cosiddette edizioni straordinarie, torneremo in onda, altrimenti vi diamo appuntamento verso le 23 per Linea Notte con il riepilogo di quello che è accaduto in Friuli Venezia Giulia, chiaramente con gli aggiornamenti e servizi dal territorio. Grazie ancora, buonasera a lei, buonasera a tutti voi. Buona serata. Siamo in rigorosa diretta, 18:20 per chi ci sta guardando, un saluto anche chi seguirà questa clip in leggera differita, come si dice in questi casi. È tutto, alla prossima. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Anzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni, per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.